Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre notizie di cronaca e approfondimenti, ma in primo piano quest'oggi la forte ondata di maltempo che nella notte ha interessato la nostra regione. L'intero Veneto è stato flagellato da vento, trombe d'aria, grandinate e pioggia. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte proprio per arginare i danni che hanno colpito in particolare l'area del Veneto orientale, ma poi interessate anche tutta la provincia di Venezia, quella di Treviso, quella di Vicenza. Complessivamente sono oltre 350 le chiamate che sono state ricevute dalle sale operative del 115 per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con l'invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove, lo dicevamo, nel porto gruarese, nel Veneto orientale, si sono verificate le maggiori criticità. Giusto per una panoramica regionale, 150 chiamate alla sala operativa del 115 di Venezia, la provincia più colpita, Veneto orientale, Portogruaro, Fossalta, Eraclea, San Michele al Tagliamento, ma anche Martellago, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano, Scorzè. Da Treviso invece sono 140 le chiamate, ma poi abbiamo Vicenza con 60 chiamate. A fronte di questa situazione, appunto, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha decretato, firmandolo questa mattina, lo stato di emergenza regionale. La parte più colpita, appunto, è soprattutto il Veneto orientale, dove sono state centinaia gli alberi abbattuti e numerosi i danni alle strutture. Ma cominciamo la nostra carrellata nelle province venete colpite dal maltempo. Da Treviso abbiamo in collegamento Cristian Arboit, lo vediamo con il sindaco Mario Conte. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo con il sindaco Mario Conte. È stata una notte di tregenda per la Marca trevigiana, per la città di Treviso in particolare. Dei 350 interventi di cui parlavi te Marta, 140 si sono localizzati proprio nella Marca trevigiana. Tanti gli alberi abbattuti, alcuni sono finiti anche su delle automobili, scantinati, allagati, e problemi appunto alla viabilità, alla mobilità a Treviso, ma anche nella zona dello Pitergino mottense, particolarmente flagellata la città di Oderzo. Ci sono stati danni in via Roma, in via Altinate, un albero è stato abbattuto dal vento anche nel giardino del Sansovino, e uno in via Pordenone. Notte dura e di interventi anche a Cimadolmo, a Susegana, a Salgareda e Arcade, soprattutto sulla strada tra Arcade e Spresiano. Un albero di grosse dimensioni è stato abbattuto, la strada è stata chiusa. Fortunatamente, questo va sottolineato, non ci sono stati feriti, quasi per miracolo verrebbe da dire, viste anche le immagini. Alle mie spalle vedete questo, qua è uno dei danni forse più simbolici di giornata, questo salice che non c'è più, che faceva parte del paesaggio dei Buranelli. Una ferita a suo modo per la città di Treviso, sindaco Conte. Sì, diciamo che questo ha il valore simbolico, no? Perché è uno degli scorci più belli, più fotografati, e che perde uno dei due protagonisti, il salice piangente. Però insomma verrà ripiantato quanto prima. Di certo però è giusto sottolineare che per fortuna non ci sono stati feriti, e devo dire che, visto il numero importante di alberi caduti, è davvero un miracolo. Adesso siamo alle prese con la conta dei danni e con il ripristino delle viabilità, della messa in sicurezza dei luoghi, e quindi stiamo ripristinando l'ordine in tutto il territorio comunale, che più o meno è stato colpito nella sua totalità.
Ecco, diciamo che la parte più battuta è quella dell'isola del Paradiso, la parte diciamo nord della città. Nord-ovest, perché è da dove la perturbazione è arrivata, quindi da ovest, e ha colpito tutta la fascia nord. Sono stati per fortuna pochi minuti ma molto molto intensi, con inizialmente una grandinata e forte vento che ha appunto provocato la caduta di alberi anche di alto fusto e alberi anche storici sopra, in alcuni casi a ridosso delle abitazioni, in un paio di casi anche sopra le autovetture. Ecco, con Nicoletta Rizzetto, Marta, abbiamo raccolto diverse testimonianze, questa sera le sentirete. Insomma, è una nottata, un maltempo che è stato avvertito da tutti sostanzialmente, tanti trevigiani tirati giù letteralmente dal letto. Lei, sindaco? Sì, compreso il sindaco, però ci tengo a sottolineare e a ringraziare il lavoro straordinario svolto dai vigili del fuoco, perché fin dai primi minuti post passaggio della perturbazione sono stati impegnati in centinaia di interventi supportati dalla protezione civile. Anche qui consentitemi di ringraziare i nostri volontari che si sono resi operativi fin da subito, le polizie locali, le forze dell'ordine e poi anche tutti i sindaci, perché c'è stata una condivisione, una trasmissione di informazioni importanti. Devo dire che dalle 2 di questa mattina siamo tutti operativi per cercare di mettere in sicurezza il territorio e ripristinare i servizi essenziali come la viabilità. Ecco, sindaco, tra l'altro tra le zone più colpite ci sono appunto le mura, proprio la zona che sarà interessata dalla kermesse di Suoni di Marca. Fra poco con Nicoletta Rizzetto ci porteremo proprio lì, ha sentito gli organizzatori, è stato sul posto, sindaco? Sì, stiamo procedendo con le verifiche, però insomma la manifestazione non corre alcun rischio, però il pensiero ovviamente è corso, no? sul fatto che se fosse successo durante la manifestazione Suoni di Marca, con l'installazione dei palchi, con gli stand, sarebbe stato decisamente più problematico e probabilmente anche molto più pericoloso. Lì forse qualche ferito lo avremmo anche contato, però per fortuna è andato così. Adesso mettiamo in sicurezza la zona, verificando la tenuta degli alberi e ripristinando l'ordine e la pulizia, però la kermesse Suoni di Marca è assolutamente garantita. Ecco, lei immagino si senta anche di lanciare un appello ai cittadini perché documentino eventuali danni. Tra l'altro, diceva prima Marta Marangon studio, Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza, quindi in questa fase è indispensabile che i cittadini in qualche modo documentino quanto è successo. Sì, devo dire che il mio ringraziamento va anche a loro, perché attraverso i canali sia social che telefonici sono stati molto collaborativi e costruttivi nel segnalare le criticità, che poteva essere sia la caduta di alberi così come la caduta di uno specchio piuttosto che dei cartelli stradali o di semafori. Quindi io continuo ad invitare i nostri cittadini a collaborare con le istituzioni, proprio perché più collaboriamo maggiori informazioni abbiamo e prima interveniamo per ripristinare la normalità. Grazie sindaco Mario Conte. Ad Asolo vi do anche questa comunicazione di servizio: il personale del settore lavori pubblici sta provvedendo alla pulizia delle caditoie nei canali consortili in via Santa Colomba, via Magre e via della Sega. È stato poi dato incarico anche a una ditta privata per eseguire con urgenza la pulizia e lo spazzamento di diverse vie, quindi anche Asolo è stata particolarmente colpita dal maltempo. Con Nicoletta Rizzetto, Marta, ti restituisco la linea e ti lascio appunto a questo scorcio di Treviso che non c'è più ma che sarà ripristinato come si è impegnato il sindaco Mario Conte. A te la linea, Marta. Grazie Cristiana Boita e Nicoletta Rizzetto, e al sindaco Conte per questo primo collegamento. Tra pochissimo dovremo andare a Portogruaro. Fatemi sapere dalla regia se abbiamo già in collegamento la nostra Anna Maria Parisi. Dicevamo Veneto orientale, la zona più colpita. Nel frattempo, in attesa appunto di andare a Portogruaro, ci spostiamo nel Vicentino. Anche l'area appunto del Vicentino è stata pesantemente colpita dal maltempo. No, ecco, si è collegata proprio ora la collega Anna Maria Parisi, quindi andiamo a Portogruaro nel Veneto orientale, che dicevamo è l'area che ha subito i maggiori danni dal passaggio di questa forte
qualche perturbazione, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro nello specifico, ma interventi anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, None Veneto, Mirano e Scorzè. Ecco, Anna Maria, a te la linea. Eccoci, vediamo Marta in azione alle nostre spalle, gli operai giardinieri che stanno purtroppo sistemando parte del giardino, sì, devastato, con gli alberi secolari di casa dell'ex deputato e sottosegretario all'agricoltura Paolo Scarpa. Questa è una delle zone, come dicevi bene tu Marta, maggiormente devastate da questo tornado, perché di un tornado si è trattato. Sì. Ecco, lei Paolo Scarpa questa mattina, vediamo con le immagini di San Troponchio e la sua sentinella, è stato avvisato da lei, dalla piccola Mary, dalla sua cagnolina. Allora, la mia sentinella mi ha svegliato alle 2:30 e siamo scesi. È una situazione obiettivamente mai vista qua, almeno qua a Portogruaro non mai vista. Non si vedeva a 20 centimetri, c'era un vento impetuoso, violentissimo, non so quanto andasse, valuteranno i meteorologi, ma io penso notevolmente oltre i 100 km all'ora sicuramente. E poi è arrivato la grandinata, il temporale, però insomma, i danni veri sono stati fatti nei primi 15 minuti. Una cosa veramente impressionante, insomma. Ecco, vediamo adesso uno dei suoi tigli secolari che è stato vediamo anche la portata del tronco, abbattuto di vento letteralmente. Sì, quello proprio si è alzato e purtroppo molti altri alberi come lui, altri si sono spezzati, e anche quello è un grosso guaio, perché poi devono essere ovviamente ridisegnati. E quindi niente, un danno certamente economico, ma direi che a questo punto è secondario. Il danno principale è il dolore infinito che procura a me e immagino a tutti gli altri come me vedere un giardino nel quale sei cresciuto, nel quale hai giocato da bambino, nel quale sei venuto neosposo tanti anni fa purtroppo, nel quale hai visto crescere le tue figlie, giocare i tuoi cani, vederlo distrutto. Ecco, la situazione del giardino privato di Paolo Scarpa è la fotocopia di quanto accaduto in altri giardini e in altre zone qui di Portogruaro. Oltre 150 le chiamate giunte dal veneziano ai vigili del fuoco questa notte, delle 350 complessive riguardanti con Venezia, le 150 di Venezia, anche le restanti tra Treviso e Vicenza. Danneggiati anche scoperchiati molti tetti di tante abitazioni private, capannoni dicevamo, ma i danni maggiori fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. È la cosa fondamentale, direi. Al momento non risultano ferite delle persone fortunatamente, ma gravi danni anche alle colture, si diceva Paolo Scarpa. Sì, molto. I vigneti sono stati colpiti pesantemente, questa è una zona vitivinicola, noi abbiamo il Prosecco, abbiamo il Lison di Lison Maggiore, Cabernet, cioè abbiamo molti vigneti e stati fortemente danneggiati, e quello è un danno che si ripercuote anche negli anni a venire, perché quando c'è una grandinata sul mais sei fregato un anno, se c'è una grandinata sul vigneto sei fregato per 3 anni, e questo purtroppo è una cosa che va considerata. Quindi molto bene ha fatto il governatore Zaia a creare lo stato di calamità naturale, credo che sia la prima risposta che l'istituzione regionale doveva dare, la data, e adesso spetta a noi lavorare e rimetterci in pista al più presto. Come sempre si fa qui in Veneto in questi casi, e non è retorica. No, noi siamo abituati così. Ecco, lei diceva Paolo Scarpa, con i danni, gravi danni ai vigneti e anche alle colture di mais. Sì. Però, il mais, ci sono certe zone che sono state sostanzialmente trebbiate, e lo stesso vale per la soia e per le altre colture, girasole, però diciamo, i danni sono danni consistenti, molto importanti. I danni poi che si ripercuotono, come dicevo, negli anni sono quelli soprattutto dei vigneti.
A Concordia Sagittaria, qua vicino, tanti gli alberi che sono stati abbattuti dal fortunale e che si sono riversati per strada. Per questo il primo cittadino ha dato disposizione ai suoi concittadini, scusate il gioco di parole, di non mettersi se non necessario in strada, perché la situazione è difficoltosa dal punto di vista viabilistico. Abbiamo visto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco che stava monitorando la situazione qua attorno. Credo che sia opportuno non girare tanto in macchina oggi, perché guardi, ho cominciato a sentire stamattina alle 5:30, per dirle appunto senza fare retorica come sono i veneti, alle 5:30 ho cominciato a sentire le prime motoseghe in azione. Perché? Perché c'erano degli alberi che erano caduti su strade provinciali, anche sulla strada statale, di conseguenza alcune strade erano bloccate, e quindi è un lavoro che è impegnativo, e quindi credo che sia opportuno non ostacolare l'opera di chi, come i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, stanno lavorando molto bene in queste ore. Ecco, in questo momento alacremente al lavoro gli uomini dei Vigili del Fuoco, anche qui lungo viale Isonzo, sempre a Portogruaro, dove tra l'altro è stato abbattuto qua vicino dal fortunale un albero millenario, un albero... Esattamente a Villanova di Fossalta di Portogruaro c'è un albero che è storico, millenario, che è pubblicato sulle principali riviste e libri di alberi monumentali, ed è una vecchia quercia meravigliosa che è stata curata con amore per generazioni, anche nelle ultime generazioni, perché era un po' malconcio, però cercavano in tutti i modi di tenerlo in piedi, e purtroppo questa mattina non c'è più. Ecco, un grandissimo dispiacere, si diceva, da questo punto di vista, oltre che poi danni anche economici, non soltanto ambientali, per quanto riguarda le produzioni agricole. Lei da imprenditore, visto l'amore che ha per questa terra, diceva che adesso si metterà subito al lavoro, come del resto vediamo sta già facendo. E come sostituirà gli alberi che sono stati abbattuti? Ma ne sostituirò, intanto ne pianterò 2 per ogni albero abbattuto. E poi cercherò di salvare quelli che sono salvabili, e poi cercherò di immaginare il mio giardino in futuro per i miei discendenti più bello di quello che ho avuto io. Ecco, alle nostre spalle vediamo che lei aveva messo anche, perché questa è una zona di una fauna meravigliosa, fantastica, insieme all'albero monumentale che c'è qua vicino e anche ai suoi. Lei aveva disposto una bella vasca per le oche. Sì, no, questa è una piccola oasi naturalistica, perché qua ci sono uccelli di tutti i tipi. La mattina alle 6, anzi se vuol venire un giorno a sentirli quando la invito, ci sono degli uccelli di tutti i tipi che cantano, sono dei concerti meravigliosi, poi ci sono gli scoiattoli, ci sono i ricci, gli aironi, e quindi stamattina invece non stranamente, comprensibilmente, c'era il silenzio più assoluto, più assurdo, più totale. È una cosa che obiettivamente è difficile da dimenticare. Ecco, e quindi adesso con i 2 alberi che verranno riposizionati, ripiantati... Ogni tiglio 2 tigli. Sì, tra l'altro abbiamo visto anche querce, tigli... Ogni leccio 2 lecci, ogni quercia 2 querce, almeno. E tanti danni anche nelle località qui attorno alla zona di Portogruaro, che ripetiamo è stata quella più fortemente colpita dal fortunale. E da Portogruaro è tutto, grazie a Paolo Scarpa che ci ha ospitati. La linea può tornare a te, Marta. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo collegamento, all'onorevole Scarpa, e grazie anche a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Dicevamo, l'intero Veneto è stato flagellato. Andiamo quindi nel Vicentino, dove c'è Luisa Bertini collegata da Isola Vicentina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Isola Vicentina, uno dei comuni della provincia di Vicenza che stanotte è stato colpito dal maltempo. I vigili del fuoco hanno effettuato una 60ina di interventi in vari comuni, tra i più colpiti appunto Isola Vicentina, Monteviale, Costa Bissara, ma anche Malo e Torre Belvicino. Insomma, stamattina vi siete svegliati con qualche sorpresa da maltempo.
cosa è successo? Sì, dalle 1 poco più di notte una grandinata importante, non se ne vedeva così da anni sul territorio del comunale di Isola Vicentina, ha colpito appunto il territorio, una fascia, sembra quella più a sud da ovest verso est, con chicchi di grandine di dimensioni simili a quelle dei Noci, passò dei comuni di Monteviale e di Costa Vissara un po' più importanti come dimensioni. È stata una grandinata caduta copiosa, c'è stata anche la pioggia, quindi in qualche maniera i danni possono essere in qualche maniera limitati, però abbiamo avuto anche molte raffiche di vento, non abbiamo misurato finora alberi caduti, ma alcune fronde hanno ostruito magari i marciapiedi piuttosto che alcune strade, ma liberate già dagli operai del settore tecnico. E poi c'è stata una struttura da voi che con il vento... Sì, con il vento appunto delle strutture si sono spostate nell'area verde di Ignago, danneggiando la recinzione, e questo sarà sicuramente il danno più ingente, fortunatamente misurato con questa ondata di maltempo. Crediamo che anche qualche coltura sicuramente verosimilmente abbia avuto dei danni, magari quelle più di prossimità, non le grandi estensioni, ma sicuramente gli orti e gli alberi da frutto hanno subito sicuramente grossi danni. Ecco, io ringrazio il sindaco di Isola Vicentina Enrico Gonzo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini da Vicenza, da Isola Vicentina al Bassanese. Abbiamo collegata la nostra Monica Smiderle da Romano Dezzelino. Anche qui ci sono stati danni significativi. A te Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il maltempo non ha risparmiato la fascia pedemontana vicentina e la Valsugana. Tantissima pioggia, fortissime raffiche di vento. Qui ci troviamo a Romano Dezzelino, precisamente nella frazione di Fellette. Vedete che cosa è successo a questo bagolaro, che è una pianta secolare, qui appunto a Fellette. Con me c'è l'assessore alla protezione civile Paolo Rossetto. Allora, che cosa è successo ieri sera e stanotte in questo territorio? Questa notte una grande folata di vento verso le 3 e mezza del mattino ha fatto sì che questo albero storico perdesse uno dei suoi rami più importanti. Fortunatamente essendo l'ora tarda, non c'erano passanti, non c'erano veicoli, quindi si è scongiurato anche danni più seri, diciamo, alle persone. E l'albero purtroppo non dava nessun tipo di segno all'esterno di cedimento e quindi è crollato a terra, insomma. Fortunatamente, come diceva lei assessore, non c'era nessuno in quel momento, perché come potete vedere le dimensioni della pianta sono di l'altezza è di circa 15 metri, e chiedo alla collega Renzo Rigon di farci vedere il diametro di questo grossissimo ramo che, vi ricordo, è finito sulla careggiata. Stiamo parlando di un ramo del diametro di circa 40 centimetri. Quindi assessore, è andata tutto sommato bene insomma stanotte? Sì, siamo stati fortunati. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno già tagliato quello che era la parte che andava verso la strada, quindi hanno già messo diciamo così in sicurezza il primo pezzo di ramo caduto. Chiaramente noi abbiamo preveduto a fare anche un controllo proprio con un agronomo dello stato della pianta, e come si vede anche, come vedete anche voi, insomma è malata dall'interno, quindi oggi pomeriggio probabilmente andremo già a tagliare e mettere in sicurezza quello che è l'area. Per ragioni di sicurezza, come diceva l'assessore, oggi pomeriggio ci sarà appunto l'intervento su questa pianta che sarà abbattuta. Sì, diciamo che partiremo chiaramente dall'alto e poi gradualmente andremo a capire fino a che punto possiamo e se riusciamo a salvare. Chiaramente per noi è una pianta storica che ha segnato anche un po' la storia della frazione di Fellette, e a malincuore dobbiamo fare questo tipo di intervento, però ripeto, la sicurezza dei passanti e dei veicoli viene prima di tutto.
e anche dei clienti del bar, perché come potete vedere si trova proprio sul piazzale del bar. Immaginate voi se questo ramo fosse insomma caduto durante il giorno sopra i clienti dell'esercizio pubblico. Nel resto del territorio di Romano d'Ezzelino il maltempo ha colpito, ma tutto sommato, a parte qualche ramo spezzato a San Giacomo, nulla di più. Sì, questa mattina abbiamo appunto fatto girare una squadra per il territorio per verificare lo stato di tutte quelle che sono le piante, quindi nei parchi, e non abbiamo trovato particolari criticità. Diciamo che anche una manutenzione costante che facciamo in tutto quello che è il verde pubblico ci permette di essere anche un po' più tranquilli. Ovviamente se arrivano eventi eccezionali come quello di ieri sera, di questa notte, non sono prevedibili e purtroppo accade anche questo. Danni anche, come vi dicevo, in Valsugana, precisamente nel territorio comunale di Valbrenta, alberi caduti a Vastagna, sottopasso allagato a Cismon. Noi adesso ci spostiamo proprio in quella zona, torneremo a chiedervi la linea nel corso del telegiornale. Per il momento da Fellette è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smidele e al sindaco di Romano d'Ezzelino per questo collegamento. Noi per ora chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo che ha colpito appunto la nostra regione. L'abbiamo detto in apertura, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha firmato lo stato di emergenza per l'intero Veneto, poi con particolare riferimento all'area del Veneto orientale, che è stata quella nella quale si sono verificati i danni maggiori. Ora cambiamo tema e parliamo dello sciopero dei treni, perché la giornata di oggi è contrassegnata anche da quest'altra notizia, con pesanti disagi per tutti coloro che oggi si dovevano spostare con il treno, pendolari ma non solo. Treni fermi dunque fino alle 15 di oggi. Ci colleghiamo con la stazione di Padova, dove c'è il nostro Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno dalla stazione dei treni di Padova. Giornata di passione per chi deve viaggiare oggi in treno per lo sciopero delle principali sigle dei sindacati nazionali. Uno sciopero che è stato dimezzato dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che terminerà alle 15 di oggi. È iniziato questa notte alle 3, doveva concludersi alle 2. Il ministro Salvini è intervenuto precettando praticamente e limitando lo sciopero alle 3 di oggi pomeriggio. I motivi dello sciopero sono principalmente legati alla carenza di personale e al fatto che manchi un piano delle assunzioni da parte delle principali compagnie ferroviarie italiane. Quello che sta succedendo lo vedete, molti i treni cancellati, ritardi fino a 140 minuti, ma andiamo a sentire i viaggiatori, i pendolari padovani come stanno reagendo a questo sciopero. Ma in realtà l'ho scoperto stamattina che c'era lo sciopero, perché comunque prendendo i regionali prendo il treno, prendo il biglietto la mattina, quindi un po' all'ultimo minuto, però speriamo che non lo cancellino. Hanno cancellato tutti i treni regionali quasi. Conti di farcela ad andare? Ho pagato un supplemento e prenderò una freccia dopo. Ce l'avevamo alle 8.56 ma ce l'hanno cancellato. Poi ne dovevamo avere uno alle 9.56, ci hanno cancellato anche quello, ci hanno garantito l'11.56. I treni sono in ritardo di più di un'ora e mezza, se non di più, e quindi dovrò aspettare. Infatti io prenderò l'autobus perché è l'unica soluzione. E nulla. Noi che abbiamo molte alternative alla fine. Sì, sono riuscito ad arrivare. Non aveva ritardi il tuo treno? No, ne ho trovati invece. Mi sono fermato in un bar in stazione perché li avevano cancellati nel giro di un'ora. Lei deve partire o è arrivata? Devo partire per Roma Termini. E non si trova niente? Non saprei, adesso vediamo come va a finire. Sono arrivato. Ce l'ha fatta? Sì, incredibilmente ce l'ho fatta. Where do you have to go? Firenze. Good luck. Thank you.
quindi chi cerca un autobus, chi paga un supplemento, si cerca di arrivare a destinazione nonostante lo sciopero. Dalla stazione di Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie a Francesco Ratai con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. La cronaca ora, ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sona nel Veronese in via Edmondo De Amicis per un incendio all'interno di un'officina di auto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per parecchio tempo prima di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fiamme che hanno interessato soprattutto un'attrezzatura tecnica. Il fumo ha invaso tutto il capannone di quasi 1500 metri quadri. Le cause del principio di incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, pompieri intervenuti da Verona con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori. Queste appunto le immagini avete visto. Ecco, noi ora torniamo con la cronaca nel Padovano perché sono state chiuse le indagini nei confronti del maniaco della stazione che terrorizzava e abusava delle donne. 8 le vittime accertate. Un maniaco sessuale senza scrupoli, sarebbero 8 le vittime di violenze sessuali e abusi da parte di Ryan Vasti, il 20enne tunisino arrestato e finito in carcere a giugno con l'accusa di essere il molestatore della stazione di Padova che ha stuprato, minacciato e aggredito sessualmente 8 donne, tra di loro anche una minorenne. Concluse le indagini preliminari, si è scoperto che in un caso il giovane tunisino ha anche pedinato per mesi una delle vittime. I 7 episodi sono stati denunciati tra maggio e giugno di quest'anno, ma la sua prima vittima, l'8ª donna che lo ha denunciato, sarebbe stata pedinata per ben 9 mesi. Il tunisino è accusato di aver violentato una ragazza spinta a terra in una zona appartata e costretta ad un rapporto sessuale, violenza avvenuta il 30 aprile scorso. Pochi giorni dopo, insieme ad un complice tuttora sconosciuto, ha invece stuprato una giovane dopo averla stordita con alcol e droghe. Stessa cosa per un'altra vittima il 28 maggio. In un caso è riuscito a intrufolarsi in casa di una delle donne seguite in stazione. Il tunisino è stato arrestato a giugno per spaccio, ma la sua descrizione combaciava con quella del maniaco. Da qui è scattata l'indagine. Il giovane deve anche rispondere di attestazioni di false generalità al momento dell'arresto. Infatti aveva detto di essere minorenne. Nel novembre del 2020 a Cadoneghe uccise la moglie a coltellate. La Corte d'Assise d'Appello conferma il massimo della pena per un marocchino di 42 anni. Ergastolo. La conferma arriva anche in secondo grado di giudizio per Abdel Fettah Gennati, il 42enne marocchino che la notte del 24 novembre del 2020 ha ucciso a coltellate la moglie Aisha nel loro appartamento di Cadoneghe mentre in casa c'erano i 3 figli. Nessuna attenuante è stata riconosciuta, nemmeno quella della semi-infermità mentale che avrebbe portato ad una riduzione della pena. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per l'uxoricida ergastolo. Gennati ha patteggiato anche per l'accusa di maltrattamenti ed è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il 42enne operaio marocchino aveva massacrato la moglie a coltellate mentre la giovane donna era a letto con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, le impediva di uscire da sola con le amiche, la spiava e la maltrattava davanti ai figli. Aisha aveva denunciato la situazione ai carabinieri, ma aveva deciso di tornare a casa con il marito fino alla notte in cui è stata brutalmente assassinata. Gennati ha perso la patria potestà ed è stato anche condannato ad un maxi risarcimento ai familiari della moglie. La strage di Santo Stefano di Cadore, anche il Comune di Venezia ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali di Marco, Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi in diretta sulla nostra emittente a partire dalle 10 e questa sera fiaccolata alle 21:15. Abbiamo valutato l'importanza di dichiarare il lutto cittadino per venerdì durante le esequie delle 3 vittime. Ovviamente noi siamo legati come comunità a queste famiglie, la famiglia Potente, la famiglia Zuini, la famiglia Antoniello. Il lutto cittadino è stato proclamato anche dal comune di Santo Stefano di Cadore, che venerdì presenzierà con una rappresentanza ai funerali delle 3 vittime, così come il comune di Marconi, in cui Marco Antoniello era stato residente alcuni anni fa.
I funerali saranno celebrati da Don Giuseppe Simoni per volere della famiglia Potente alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro. La nostra emittente trasmetterà la funzione in diretta a partire dalle ore 10, anche per facilitare la partecipazione di chi viene da lontano o per i più anziani, viste le temperature elevate di questi giorni. Siamo colpiti nel cuore, colpiti nell'anima, e quello che posso ricordare in questi giorni che ho visto Elena Potente è l'appello che ci ha fatto di essere vicini alle loro famiglie in questo momento. E la forma di domani sera, quella della marcia silenziosa, della fiaccolata che le maestre della scuola materna a Maria Immacolata hanno subito promosso, credo che sia la forma migliore. Chi può venga domani sera, sarà una marcia silenziosa che partirà dalla scuola materna Maria Immacolata della parrocchia Sant'Andrea e si snoderà fino a Dese, perché le due famiglie erano residenti tra Cassolaro e ovviamente Dese, quindi è un momento in cui la vicinanza è importante per queste famiglie. Intanto il comandante della Polizia Locale di Venezia, Agostini, ha emanato un'ordinanza con modifiche alla viabilità in via Altinia e Cassolaro. Dalle 8:30 alle 13 di venerdì e comunque fino a cessate esigenze sarà vietato transitare e sostare in via Altinia fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto mezzi di soccorso, pronto intervento e veicoli autorizzati. Vietato transitare in via Cassolaro dal civico 2 all'intersezione con via Carezzonico. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali e primo approfondimento con un ospite in studio. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Buona giornata, grazie per essere con noi. Allora, il tema che affronteremo quest'oggi è quello del salario minimo. Se ne sta molto dibattendo nelle ultime settimane tra favorevoli e contrari, con numerose situazioni che vi abbiamo anche documentato nel corso di questi giorni con i nostri servizi nei telegiornali. Per quanto riguarda voi come categoria, insomma, di artigiani, il salario minimo è quindi una strada percorribile e che porterebbe dei vantaggi ai lavoratori, o si rischia addirittura di andare in peggio? Per entrare nel merito bisogna dire che il salario minimo non toccherebbe l'artigianato, perché l'artigianato, la paga è già al di sopra della cifra che è stata individuata dei 9 euro, ma soprattutto rischierebbe di mettere in una condizione difficile un lavoro che è anni che viene portato avanti nel nostro mondo, che è quello legato all'importanza della bilateralità e a tutti gli istituti che in qualche maniera aiutano attraverso delle prestazioni ad integrare ed aumentare quello che è l'importo della tabella base o comunque della paga base. E se pensiamo a quello che in questo momento prende un operaio metalmeccanico, ad esempio del quarto livello, è abbondantemente sopra ai 9 euro, così come anche altre categorie dell'artigianato. E noi quello che diciamo è: dobbiamo ragionare non sull'importanza di definire una soglia minima, ma sul lavoro che viene fatto attraverso la contrattazione, soprattutto andando a recintare la situazione che riguarda il lavoro povero o comunque la mancanza di contrattazione, dove non esiste un'azione che è stata fatta nel tempo di contrattazione tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali. Perché è vero che di fatto esistono anche delle situazioni di grande difficoltà, no? Di lavori particolarmente sfruttati, di lavoratori particolarmente sfruttati, di lavori sottopagati naturalmente, no? Ecco, per questo dove non esiste la contrattazione, l'obiettivo che dobbiamo darci è quello di aumentare l'influenza della contrattazione, magari cercando di entrare nella dinamica della buona contrattazione. Perché dico buona? Perché allegata al tema del salario minimo c'è tutto un tema legato alla legge della rappresentanza, cioè chi può firmare i contratti di lavoro. I contratti di lavoro al momento possono essere firmati sia dalle organizzazioni più rappresentative, sia dell'ambito sindacale che dell'ambito datoriale, ma molto spesso purtroppo ci troviamo davanti a contratti che noi
in maniera molto netta definiamo contratti pirata e che sono contratti firmati da organizzazioni non rappresentative. Credo che su questo si debba intervenire con una legge specifica che vada in qualche maniera a dare giusto peso e giusta dignità alla tematica della rappresentanza. Ecco, voi avete fatto anche uno studio con degli esempi, no, molto circostanziati per quanto riguarda proprio le retribuzioni. Vuole farci questi esempi giusto per far capire anche a chi ci segue da casa di cosa stiamo parlando e di che cifre stiamo parlando, no, relativamente a questa paga minima che è stata calcolata, che sarebbe stata calcolata e proposta sui 9 euro di retribuzione oraria lorda. Sì. Allora, abbiamo preso 3 esempi legati ai nostri mondi e al mondo dell'artigianato. Un operario metalmeccanico del 4º livello al momento ha una paga oraria lorda di 10,69 euro. Un operaio specializzato nell'ambito alimentare ha una paga oraria lorda di 11,19 euro, mentre un operario specializzato nel settore dell'abbigliamento ha una paga con compenso orario di 10,06 euro. A questo si aggiunge, previsto dalla contrattazione, tutto quello che noi diamo attraverso la bilateralità, che è salario convertito in prestazioni. Cosa intendo? Intendo il sussidio per il bonus per quanto riguarda i figli a carico, intendo il supporto che viene dato per quanto riguarda la maternità. Tutte questioni che in questo momento sono parte del salario, ma i libri dei convertite in figli, prestazioni. no? Ci sono tante prestazioni. Queste, per capirci, nell'ambito del 2021, perché l'ultimo dato adesso lo stiamo trattando del 2022, solo attraverso l'EBAV sono stati erogati più di 21,5 milioni di euro nel Veneto, nell'artigianato, per i dipendenti e le imprese. Ecco, quindi diciamo, questi lavoratori con questo tipo di contrattazione e questo tipo di integrativo, diciamo, no, che viene fornito attraverso l'ente bilaterale, che cosa rischierebbero qualora dovesse andare in porto la legge sul salario minimo? Potrebbero anche rischiare di andare in peggio, oppure comunque non verranno toccati questi aspetti? Allora, bisogna definire molto bene i perimetri, perché il rischio è che poi un datore di lavoro decida di applicare il salario minimo e non la dinamica legata alla contrattazione. Questo sarebbe dannoso nei confronti dei lavoratori di questo settore, perché è decisamente inferiore e non avrebbero più le prestazioni che sono previste. Noi vogliamo evitare questo ragionamento, perché non dobbiamo rischiare che le imprese decidano la strada più semplice da un certo punto di vista, ma che non rende conto dell'ambito, del valore della contrattazione e dell'applicazione per quanto riguarda i propri dipendenti. Noi abbiamo visto che in questi anni tutto questo è considerato un pregio, e anche se c'è una difficoltà di reperimento della manodopera, questo per noi è l'elemento che consente di stabilire una relazione stabile con tutti i lavoratori del mondo dell'artigianato. Ecco perché poi qui lei ha toccato un altro tema del quale si è molto e si continua molto a parlare, che è quello proprio della carenza di manodopera, quindi soprattutto di determinate figure con determinate specializzazioni, ma non solo, che sono molto difficili, no, da reperire in questo momento per tante imprese, anche dell'artigianato, ma non solo. Ed è per questo che noi dobbiamo lavorare per fare in modo, visto che uno dei criteri che viene considerato dal lavoratore non è solamente lo stipendio fine a se stesso, ma è anche l'attività di welfare che viene legata in un'impresa e tutta una serie di condizioni di conciliazione di vita-famiglia che sono ritenute importanti in questo momento, dobbiamo aumentare l'applicazione del welfare stabilito attraverso la contrattazione. Quindi tutto quello che può aumentare le prestazioni, aumentare il supporto ai lavoratori, fa bene all'azienda e fa bene ai lavoratori. Questa è la dinamica con cui noi ormai da molti anni stiamo lavorando e possiamo solo migliorare. Tornare indietro sarebbe dannoso per tutto il sistema, ma sarebbe dannoso anche per la ricerca di attrattività di nuove figure e di figure professionali che sono richieste. Ecco, allora la regia mi faceva vedere nel monitor delle immagini che credo ci arrivino da Treviso, dal nostro Christian Arboit, che sta un po' documentando quanto accaduto, insieme con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto, sta documentando quanto accaduto questa notte. Quindi sospendiamo un attimo questo tema proprio per andare a vedere che cosa è successo. Abbiamo visto insomma
insomma l'intero Veneto è stato flagellato dal maltempo. Il presidente della regione Zaia ha dichiarato, firmando proprio questa mattina, lo stato di emergenza regionale. A te Cristian, dove siete ora? Sì. Esatto Marta, siamo a Porta Caccianiga, questo è il giardino, sono i giardini Giuseppe Mazzotti che hanno cambiato letteralmente i connotati. Questa è la zona più colpita di Treviso, siamo all'esterno delle mura, sopra si sta organizzando la manifestazione Suoni di Marca, ne abbiamo parlato con il sindaco. Suoni di Marca che parte sabato e fortunatamente questa nottata di tregenda appunto non è capitata con la manifestazione in corso, perché là sì sarebbero stati guai. Stanno intervenendo, come vedi, le squadre di pronto intervento. Sul posto ci sono anche i dirigenti del comune che si stanno in qualche modo distribuendo su tutto il territorio di Treviso. I danni sono ingenti, soprattutto al patrimonio dei giardini pubblici. Certo, c'è da sottolineare il fatto che fortunatamente non si registra nessun ferito. Qui con me c'è un giovane papà che da poco si è trasferito a Treviso, se non sbaglio da Genova, Leonardo, sì, che abita qui in via Monfenera. Che notte è stata? Verso l'1:45, 2 di notte, c'è stata questa tempesta di pioggia, grandine, vento. Credo che la fase più intensa sia durata un 20 minuti, in cui vedevamo appunto che sentivamo un grande bombardamento di grandine. Diciamo che la dimensione era circa di una noce di ciascun chicco di grandine, quindi ha devastato gli alberi, abbiamo rischiato di rovinare l'auto, insomma c'è stato un vero bombardamento per un circa 20 minuti. Insomma siete stati tirati giù letteralmente dal letto, non solo voi ma tutti i residenti della zona. Sì, il giorno dopo abbiamo commentato con i vicini che siamo stati tutti svegliati nel cuore della notte da questo bombardamento sul tetto, insomma costante. Personalmente non ho mai visto una tempesta così forte. Ecco, qua tanti parlano, abbiamo sentito tante persone questa mattina, Marta, questa sera li sentirete, cambiamenti climatici. Tu come ti spieghi questi fenomeni così improvvisi e intensi? Non mi sento di dare un giudizio perché non sono un esperto in materia. Poi io vengo da Genova, ma siamo stati 7 anni all'estero, siamo tornati da una settimana. Questo è stato il bentornato in Italia che abbiamo ricevuto. Quindi una notte insomma molto particolare. Fortunatamente, come dicevamo, nessuno si è fatto male. No, infatti è tutto bene. Grazie Leonardo, grazie davvero. Allora, tutti ci raccontano per l'appunto che hanno avuto paura, che sono stati attimi di apprensione, che una tempesta del genere non si vedeva, non si sentiva da tempo, e questi sono gli effetti, Marta, non solo a Treviso ma ovviamente anche ad Asolo particolarmente battuta, così come Cimadolmo, tutta la zona di Spresiano, Arcade, tra Spresiano e Arcade, sulla strada di collegamento è caduto un grosso albero e fortunatamente, per l'appunto, solo per miracolo, solo per l'orario, non ci sono stati feriti. Alberi che sono stati letteralmente sradicati. Allora, per il momento, Marta, ti restituirei la linea. Noi con Nicoletta Rizzetto proseguiamo il nostro viaggio nella Marca ferita dal maltempo. A te la linea. Grazie Cristian per questo collegamento. Dicevamo, insomma, 350 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte in tutto il Veneto. La zona più colpita è quella del Veneto orientale, in particolare il Porto Gruarese. Ritorniamo quindi in studio con Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Altro tema particolarmente caldo, Ribon, in queste settimane, oltre a quello del salario minimo, è quello dei vari bonus, ma non solo, anche quello del piano casa. Abbiamo sentito proprio l'altro giorno dal presidente dell'ANCI del Veneto, che è appunto il sindaco di Treviso Mario Conte, la richiesta a nome di tutti i primi cittadini della nostra regione al governo di rilanciare il vecchio, piano casa, per continuare insomma a dare questo sprint, come dire, all'edilizia e riqualificare anche quello che
che è il patrimonio immobiliare, dando risposte a tante famiglie in questo periodo. Voi come la vedete? Perché insomma si esce da un momento particolarmente, come dire, impegnativo e difficile anche in questo settore relativamente a quanto accaduto con il Superbonus. Da questo punto di vista non possiamo che vedere positivamente l'azione di rilancio e soprattutto l'idea di provare a trovare una nuova strada dopo il Superbonus, perché ormai questa parentesi è stata una parentesi importante ma che ha avuto tantissimi problemi, soprattutto per le imprese che volevano operare correttamente e cercare di dare una risposta alle esigenze delle famiglie e anche e soprattutto di coloro che in qualche maniera si approcciavano a voler fare un restauro o una riqualificazione energetica o sismica del proprio stabile. E dobbiamo passare a una nuova fase anche perché abbiamo un'imposizione che non ci dimentichiamo, deriva un po' dalla linea della direttiva Green, per cui a livello europeo cominciano ad arrivare delle scadenze molto nette rispetto a come dovrà essere la classe energetica degli edifici, come dovremo riconvertire il nostro patrimonio immobiliare. E da questo punto di vista qua non possiamo pensare che tutto ricada sulle risorse e le capacità economiche delle persone e delle famiglie, anche perché davanti a un'inflazione così alta e dei tassi dei mutui così crescenti possiamo solo pensare che attraverso un supporto, una nuova modalità di bonus, di cui abbiamo già provato a parlarne anche con le istituzioni nazionali, deve esserci una nuova formula che ovviamente abbia percentuali inferiori, più stabili e durature nel tempo per poter fare questi interventi. Accanto a questo noi dobbiamo tener conto che c'è una legge sul consumo di suolo, che abbiamo in Veneto stabilito una serie di criteri rispetto a come deve essere rinnovato e riqualificato il patrimonio edilizio e su questo noi siamo nel tracciato della sostenibilità. Teniamo conto però che accanto al tema della sostenibilità e dell'efficientamento energetico dobbiamo lavorare anche sulla dinamica sismica, perché la dinamica sismica è una dinamica di tutela e di sicurezza che deve essere tenuta ben in considerazione tanto quanto le questioni che riguardano l'efficientamento, perché è vero che l'ambiente è importante, ma dobbiamo tener conto contemporaneamente anche di quello che possiamo rischiare rispetto alle aree che siamo e visto quello che è considerato in questo periodo rispetto ai fenomeni atmosferici, ma anche i fenomeni e le catastrofi in generale, dobbiamo essere molto attenti e lavorare anche su questo versante. Quindi ben venga la proposta dei sindaci e contemporaneamente aiutarci reciprocamente a capire come riqualificare il patrimonio edilizio attraverso dei bonus sostenibili. Ecco Ribon, lei accennava poco fa alla questione dell'inflazione, anche questo insomma è un tema particolarmente caldo e di grande attualità con l'incremento dei prezzi, diciamo veramente spropositato, soprattutto in alcuni settori che ricade sia sulle famiglie, naturalmente su tutti i consumatori, ma anche sulle imprese, con qualche accusa anche reciproca di speculazioni, no? Che cosa sta accadendo? Qui noi abbiamo subito una speculazione energetica, abbiamo subito una speculazione dal punto di vista delle materie prime, abbiamo subito una speculazione dal punto di vista degli ambiti finanziari e adesso c'è una coda che cade a cascata anche su tutta un'altra serie di partite. Il problema paradossalmente è che quando il costo dell'energia cala e quindi ma quando cala l'energia crescono i prezzi e tutto questo sistema ci fa capire che noi siamo interconnessi col mondo, ma soprattutto dobbiamo cominciare fino in fondo ad avere una strategia industriale ed economica di medio e lungo termine, per cui anche dal punto di vista degli approvvigionamenti delle materie prime, la dinamica di controllo dei prezzi, tutto questo deve essere messo in riga. Credo che da un certo punto di vista il governo abbia un'attenzione sul tema, ma sicuramente devono essere messe in atto delle azioni in tempi brevissimi, perché la disponibilità economica delle imprese e di conseguenza le possibilità di accedere ai beni e ai servizi che vengono proposti dal nostro mondo è possibile solo se ci sono veramente i soldi e se il potere d'acquisto è sufficiente a mantenere un livello di vita medio decente, che abbiamo visto
pre-Covid, poi durante il Covid è stata una situazione particolare, ma non vorremmo perdere diciamo, la classe media o comunque medio-bassa che in questo momento sta tenendo in piedi l'economia del nostro paese e rischiare che fette importanti della popolazione scendano dal punto di vista della disponibilità economica e quindi creando un problema sociale più ampio. Questo è il nostro obiettivo anche come associazione di categoria. Allora io ringrazio davvero Matteo Ribon per essere stato qui con noi, segretario della CNA del Veneto. Noi ora, prima di andare in pubblicità, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per affrontare un altro tema di particolare attualità, che è quello relativo ai profughi e ai migranti. Era in programma per oggi a Vicenza un summit in prefettura, un summit molto importante, nel quale appunto dovevano confrontarsi sul tema proprio dell'accoglienza i vari sindaci della provincia con il prefetto. Summit che invece è saltato. Ci aggiorna la redazione di Vicenza. Sentiamo. Salta l'incontro previsto tra prefetto e primi cittadini del Vicentino, da Altavilla a Sovizio, da Castel Gomberto a Cornedo, che stanno gestendo l'accoglienza di alcuni migranti provenienti dai recenti sbarchi, gruppetti che ieri sono stati letteralmente scaricati davanti ai loro municipi. La prefettura ha fatto sapere che, visto il numero significativo dei sindaci coinvolti, oltre 50, ha deciso di rinviare la riunione e a breve verranno convocati a gruppetti per consentire incontri maggiormente fruttuosi. Ho avuto rassicurazione che a breve verremo ricontattati come sindaci per tornare proprio a parlare di questa emergenza e delle situazioni accadute a Cornedo e negli altri comuni colleghi e a me limitrofi. Profughi arrivati e annunciati solo poche ore prima, senza aver concordato le misure preventivamente, lamentano i sindaci che fanno i conti con l'assenza di strutture idonee nei loro territori. Rabbia perché è stata una gestione veramente improvvisata, dittatoriale, che non ha messo i sindaci con le spalle al muro e li ha costretti ad accettare quello che stava succedendo. Anche perché ne abbiamo subito un'attività che è inconcepibile, l'abbandono di persone davanti ai comuni e lasciandoli alle mercé di quello che poteva succedere. E questo fa arrabbiare perché è una situazione che non è possibile gestire in questo modo. La situazione di emergenza che stiamo vivendo, scrive il sindaco di Cornedo in una lettera sfogo indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e l'urgenza di trovare una soluzione al problema non può giustificare questo modus operandi. Io stamattina ho scritto al Ministro raccontando semplicemente con parole molto semplici la mia storia da primo cittadino. Ho scritto al Presidente Luca Zaia, quantomeno per capire se questo modus operandi è quello che le istituzioni, tre istituzioni vorranno intraprendere, e auspicando che nessun altro sindaco abbia la mia stessa esperienza. Intanto da ieri hanno trovato posti di accoglienza tampone. Ad Altavilla i profughi sono stati collocati in uno stabile destinato a diventare un centro diurno. A Cornedo, che deve gestire anche la presenza di un minore, fondamentale è stato il supporto della parrocchia, e Castel Gomberto ha allestito ad alloggio temporaneo gli spogliatoi dei campi da calcio. Caos accaduto a Vicenza sulla questione dei profughi. Interviene il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'Associazione dei Comuni del Veneto. Non credo che succederà mai quello che è successo a Vicenza. Rassicura così il sindaco Mario Conte dopo che nel Vicentino il sistema di accoglienza migranti è andato in tilt. Piccoli gruppi di richiedenti asilo provenienti dal centro smistamento di Mestre, lasciati davanti ai municipi di Altavilla e Sovizio, secondo i sindaci, con troppo poco preavviso, creando un vero e proprio cortocircuito del sistema, oltre che non poche polemiche. Un braccio di ferro burocratico tra prefetture e sindaci in attesa del nuovo protocollo d'accoglienza diffusa. Stiamo attendendo la convocazione da parte del prefetto di Venezia
penso che nei prossimi giorni, la prossima settimana, saremo pronti a sottoscrivere questo protocollo che di fatto è una condivisione di intenti. Scriviamo quelle che sono le regole del gioco per evitare situazioni come quelle di Vicenza o per evitare ancora di più situazioni come quelle che hanno caratterizzato in passato i nostri territori, dove un numero importante di migranti veniva riversato senza regole, senza prospettive, senza futuro, magari in un solo comune o in un solo centro di accoglienza. Richiedenti di asilo che la città di Treviso è pronta ad accogliere. Noi oggi nella caserma Serena abbiamo più di 400 persone e abbiamo altri centri di accoglienza distribuiti nel territorio, e poi abbiamo anche un percorso di accoglienza attraverso il progetto SAI, che è un progetto che riguarda i richiedenti asilo, quelli che hanno già ottenuto lo status di rifugiato politico, e ne abbiamo altri 49. Quindi Treviso sta dando dimostrazione che attraverso una politica responsabile, attraverso il buonsenso, si possono ottenere dei risultati importanti. Saranno 4.000 i migranti attesi in tutto il Veneto, provenienti soprattutto dall'Africa, ed è in questo clima di emergenza afflusso che Mario Conte, in veste di presidente ANCI, fa un appello ai sindaci del territorio. L'appello che faccio è quello di agire in modo responsabile, senza trascurare le proprie comunità, senza stravolgere i propri bilanci, senza mettere a repentaglio la tenuta dei comuni, ma mettendoci anche una mano nel cuore, perché dobbiamo comunque pensare che stiamo parlando di persone che scappano dal loro paese e che oggi vedono nel nostro paese un punto di riferimento e un punto di salvataggio. La Corte di Giustizia europea ha dichiarato irricevibile la denuncia, la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto europeo dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Il caso era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova, al quale si era rivolta un'infermiera dell'ospedale universitario della stessa città, sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione per non avere rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il Covid. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, nuovo approfondimento con l'avvocato Andrea Codemo, tributarista. Buongiorno avvocato, grazie per essere qui con noi. Allora, continuiamo a parlare, ne avevamo già accennato prima con Matteo Ribon della questione dei bonus casa. Possiamo ormai dire, diciamo, archiviato il super bonus, almeno insomma per coloro che non avessero già presentato in passato entro i termini di legge le pratiche. Il governo sta riscrivendo tutta la partita dei bonus edilizi. Come funzioneranno quindi questi incentivi? Allora, grazie intanto per l'invito. Sicuramente il super bonus, così come è stato pubblicizzato in questi ultimi anni, è stato archiviato, quantomeno è in una fase calante. In realtà non è archiviato del tutto, nel senso che ancora per il 2023, 2024 e 2025, con una serie di caratterizzazioni e di limitazioni, ma ancora sarà operativo. Per capirci, nel 2023 al 90%, nel 2024 al 70%, nel 2025 al 65% della spesa detraibile. Il tema, quello che è stata la grossa modifica, il grosso cambiamento in materia di bonus, è il divieto di cedibilità dei crediti edilizi, ed è questo, a partire dal febbraio 2023, ed è questo che ha sensibilmente ridimensionato e tolto appeal allo strumento. Effettivamente, quindi, pur essendoci ancora, ma essendo in una fase calante, il governo sta valutando e sta studiando dei nuovi incentivi da proporre con la finanziaria 2024. Teniamo presente che questi nuovi incentivi, o meglio, i soliti incentivi in materia edilizia, perché gli incentivi in materia edilizia si parla già dagli anni 90, ci sono state varie manovre, vari strumenti. Il super bonus è stata l'estremizzazione dei bonus edilizi in materia, di bonus fiscali in materia edilizia, ma sicuramente quindi i bonus ci sono tuttora e ci saranno. La particolarità dei bonus nel 2024 sono due. Uno, il superamento del super bonus così come lo abbiamo visto in questi anni. Due, la direttiva Casa Green, che è una direttiva a livello comunitario che ha imposto a tutti gli Stati membri della comunità una serie di regole importanti che andranno ad impattare evidentemente sulle ristrutturazioni nei prossimi anni e di conseguenza sulle incentivazioni di queste ristrutturazioni nei prossimi anni. Per capirci,
capirci, la Comunità Europea con questa direttiva Casa Green ha imposto a tutti gli Stati membri che tutto il patrimonio edilizio deve salire di classe, quindi dalla classe G, che è l'ultima classe, alla classe E entro il 2030, per poi passare in classe D entro il 2033. Come interverranno questi miglioramenti delle classi energetiche? Evidentemente intervenendo sulla parte eco bonus, quindi sulla parte energetica, quindi sulle caldaie, sugli impianti fotovoltaici. È stato previsto che dal 2029-2030 non esisteranno più caldaie a gas, si sposterà tutto verso i pannelli fotovoltaici e verso l'energia solare, quindi verso le energie alternative. Quindi, le pompe di calore, quindi sostanzialmente. Tutti diciamo, strumenti che porteranno a ridurre il problema del gas serra per poi addirittura annullarlo. Questa è ridurli a partire dal 2030 per poi arrivare a un annullamento delle emissioni in atmosfera di gas serra a partire dal 2050. Ora, termini, date, sono tutti rivedibili, sono tutti interpretabili, sono tutti potenzialmente posticipabili. Quello che è certo è che oggi il focus del governo è, da un lato, i bonus fiscali in materia edilizia, così come li conosciamo, non ce ne esisteranno più, ma continueranno ad esistere. Punto 2 è tener conto di quelle che sono le indicazioni, l'indirizzo fornito dalla Comunità Europea, che dovrà assolutamente essere rispettato dall'Italia come da tutti gli Stati membri. Un'indicazione numerica su 12 milioni di immobili diciamo, potenzialmente riconducibili o ristrutturabili, ce ne sono 2 milioni che in una prima fase, per il passaggio dalla classe G alla classe E, dovranno essere necessariamente, dalla classe GF alla classe E, dovranno necessariamente essere azionati nei prossimi anni, per cui gli incentivi che il governo andrà a fornire saranno incentivi volti proprio a ristrutturare nell'immediato questa tipologia di immobili, quelli con le classi energetiche più basse. Tenendo presente comunque che già la direttiva ha previsto delle deroghe, per esempio gli immobili nei centri storici, gli immobili appartenenti alle forze armate piuttosto che agli enti di culto, quindi ci sono delle deroghe e prevede che gli Stati membri possano a loro volta prevedere delle deroghe ulteriori. Però sicuramente un intervento sugli immobili ci sarà e insomma la cosa più immediata e più evidente per tutti, dal 2030 non potremo più avere la caldaia a gas, quindi dovremo avere un'altra tipologia di caldaia. È evidente che questa cosa, avendo un impatto sulla collettività, dovrà essere attenzionata dal governo per fornire gli strumenti o aiutare in questo passaggio green per quanto riguarda la popolazione nazionale. Sì, anche perché poi sono interventi che soprattutto in immobili di classi basse, quindi immobili vecchi, comportano insomma dei lavori piuttosto onerosi, perché un conto è sostituire semplicemente la caldaia con qualche migliaia di euro, magari uno se la cava, un conto è dover rifare tutto l'impianto installando dei pannelli sul tetto, installando la pompa di calore, sostituendo magari i termosifoni con i pannelli radianti a pavimento, insomma sono dei lavori sicuramente... o i cappotti, sicuramente sono interventi importanti. È vero che da un lato andranno a migliorare quella che è la situazione generale, perché è evidente che il cambio e un minore inquinamento è un beneficio per tutta la collettività, ma poi andremo anche a prevedere degli strumenti meno energivori, quindi che vanno a consumare meno energia e quindi anche con dei costi più bassi. Quindi è vero che da un lato hai devi sostenere dei costi per migliorare la condizione, per cambiare gli impianti, altrettanto è vero che sul medio e lungo termine questo cambiamento e questo costo ti porterà a un vantaggio per la collettività in termini di inquinamento e a un vantaggio per il singolo in termini di consumi. È evidente che se a questo si aggiunge un supporto a livello statale per quanto riguarda i costi per fare questo tipo di intervento, tenuto presente che è un input che ci fornisce l'Europa, quindi non possiamo derogare o potremo derogare in parte, ma fondamentalmente dovremo aderire facendo parte della comunità, è evidente che questo è necessariamente il percorso che siamo chiamati a fare. Magari ci sarà uno slittamento, magari ci sarà qualche attenuazione, ma il percorso insomma, prima è segnato. o poi quella è la strada. Assolutamente sì. Ecco, per quanto riguarda diciamo come si sta muovendo insomma il governo, ancora non si sa insomma con precisione quelle che saranno le direttive che verranno decise. Si è parlato di un super bonus tra virgolette al 60% diciamo per tutti, con possibilità di arrivare anche al 100% per i redditi più bassi, quindi in base a quella che è la capienza fiscale. Secondo lei è una via percorribile questa?
Allora, sulla percentuale si parla di 60, si parla di 70, lo vedremo. Sicuramente avere un focus su quelle che sono le categorie più deboli, intendo dal punto di vista economico, e in particolare si parla di chi ha un ISEE familiare o come quoziente familiare inferiore a 15.000 euro su base annua, in questi casi addirittura di alzare al 100% l'intervento e prevedere, addirittura si parla di prevedere una riapertura sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura esclusivamente per gli incapienti, cioè per i soggetti che nella prima formulazione dei bonus, dei super bonus, non hanno potuto accedere perché se non avevi una capienza fiscale non riuscivi a scaricare a detrarre e quindi nel momento in cui è stata tolta la cessione del credito è evidente che questi soggetti non hanno più potuto accedere a questi bonus. Quindi prevedere una riapertura delle cessioni o dello sconto in fattura solo per determinate categorie di reddito, che sono quelle che sono meno invogliate, meno stimolate, che hanno meno possibilità di fare questo tipo di interventi, lo vedo in via generale come una manovra utile e intelligente per andare incontro a chi magari possiede delle case che hanno più necessità, penso alle caldaie, penso alle finestre, penso a interventi di questo tipo, hanno più necessità di intervenire e potrebbero più avere un vantaggio anche in termini di bollette, quindi di risparmio sulla quotidianità, ma che magari sono inibite oggi dal fatto che non essendoci la cessione, essendoci lo sconto, non potranno fare questo tipo di interventi. Per cui un'attenzione da parte del governo a questo tema la reputo una cosa assolutamente apprezzabile. Ecco, nel frattempo, avvocato, le persone che avevano avviato le procedure con le vecchie regole del super bonus, i famosi che sono, come dire, a metà del guado, che si sono trovati anche insomma in una situazione parecchio complicata e complessa con tutti queste decine di cambiamenti che ci sono state negli anni. Che cosa devono aspettarsi? Allora, facciamo una premessa. Al di là dei truffati, perché purtroppo c'è anche la parte patologica. Quella parte lì. Allora, facciamo una premessa. Il super bonus nasce in un momento storico particolare, che era la primavera del 2020, in piena emergenza sanitaria, ed è stato uno strumento che ha avuto un ampio successo, uno strumento di traino all'economia nazionale, sapendo che da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico, il settore casa è un settore fondamentale e molto importante in Italia. Per cui questo strumento è stato previsto in un momento di emergenza, sicuramente è stato previsto probabilmente con dei vuoti e con dei buchi che sono stati strada facendo aggiornati e migliorati sia da parte del legislatore sia da parte della prassi amministrativa, però è stato previsto in un momento particolare per dare un'iniezione all'economia ed un'iniezione che potesse toccare potenzialmente una platea di utenti molto molto ampia. Questa è la premessa. In corso d'opera ci siamo accorti che il super bonus, così come era stato previsto, aveva dei buchi, aveva dei vulnus, aveva degli elementi necessariamente da modificare e sono stati gradatamente modificati prima dai governi in essere, ma successivamente prima dal governo Draghi e dal governo Meloni. Oggi quel super bonus non esiste più, ma è stato previsto in un momento particolare, ribadisco, in cui probabilmente serviva anche a livello sociale oltre che a livello economico. È evidente che chi è partito col super bonus prima del febbraio 2023, perché quello lo spartiacque fondamentale, da quel momento non è più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura, che sono stati i due elementi trainanti dei meccanismi dei bonus. Chi è partito prima di allora o ha titoli abilitativi anteriori a quella data non ha nessun tipo di problema, può procedere con le vecchie regole e può, anche se non ha completato i lavori, a patto che abbia fatto una quota dei lavori prima dell'entrata in vigore della norma, quindi ci sono una serie di regole molto dettagliate, però chi era a metà del guado, per usare un termine molto colloquiale, sicuramente potrà completare l'opera beneficiando di quelli che erano gli strumenti e le condizioni previste in precedenza. Sicuramente chi è partito post febbraio 2023 invece no, deve adeguarsi alle nuove regole sia come aliquote ma soprattutto in termini di cessione e sconti in fattura che non esistono più. È fondamentale dirlo perché erano stati i due elementi trainanti che maggiormente avevano reso appetibile lo strumento. Certo. Questi strumenti non esistono. Cioè, per capirsi, insomma, adesso chi vuole fare questi lavori i soldi li deve tirare fuori. I soldi deve avere o si deve fare finanziare dalla banca per potervi accedere e restituire, sapendo che poi una quota di questi investimenti li ritornerà sotto forma di credito che si andrà a ammortizzare nella tempistica ordinaria. Certo. Se ha capienza, ed è lì il tema dell'incapiente che discutevamo prima, che è uno dei focus del governo per la legge di bilancio 2024. Certo, perché altrimenti non ti puoi detrarre. Esatto. Certo, è chiaro. E a proposito di detrazioni, avvocato,
sta emergendo proprio in seguito anche a un'indagine della Guardia di Finanza di questi ultimi giorni, partita da Treviso, il caso insomma di parecchie persone che sono state truffate. Vedremo poi insomma come procederà l'inchiesta eccetera, in tema sempre di risparmio energetico, con il miraggio di questa energia gratis. Se compravi la caldaia ti regalavano pure la bici elettrica e quant'altro. Ora queste persone insomma si vedono recapitare pure il conto a casa da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi in generale anche, no, diciamo, a che cosa bisogna prestare particolare attenzione, perché tutti noi magari siamo invogliati dal cercare di sia rendere le nostre abitazioni più ecologiche, sia soprattutto risparmiare anche in quelli che sono i costi dell'energia, ma insomma purtroppo si rischia di incappare anche in incontri poco piacevoli. Sì, allora purtroppo ne leggiamo quotidianamente di truffe di questo tipo a vario titolo. Nel caso di specie poi faremo due parole, però è una truffa più di natura finanziaria che fiscale, ma c'è anche la parte fiscale. Allora sicuramente bisogna fare attenzione agli interlocutori con cui si rapporta. Purtroppo in questo mondo, in questi ultimi anni, si sono affacciati vari soggetti di declinazione e di diciamo, origine la più varia, che si è affacciato a un mondo, il mondo dell'edilizia, che invece è un mondo estremamente serio, estremamente importante, anche con delle ripercussioni sia economiche sia fattuali estremamente notevoli. Bene, quindi la prima cosa è sapere con chi ho a che fare, perché se ho a che fare con soggetti improvvisati, soggetti nati l'altro ieri, soggetti che non hanno una storia certificata, già questo mi farebbe alzare qualche attenzione in più. Un'altra considerazione da fare è che teniamo conto che rispetto al fisco, rispetto all'Agenzia delle Entrate, chi risponde è sempre e comunque il contribuente che ha beneficiato del credito. Io potrò dire di essere stato truffato, potrò dire mi hanno detto che, ma chi risponde in prima battuta rispetto all'Agenzia delle Entrate è il contribuente. Quindi potremmo trovarci una situazione come quello che succede ai truffati di quest'ultima truffa. Lei fa riferimento a Energia Italia, che è questa società di Conegliano fallita. Io mi riporto a quanto si acquisisce e sappiamo dalle fonti giornalistiche. In questo caso questi soggetti hanno beneficiato di detrazione superiore al dovuto perché gli era stato promesso un qualcosa che non potevano avere. La società è fallita, ci sono delle società finanziarie che gli chiedono i soldi, perché molto spesso queste operazioni erano finanziate da finanziarie, e loro si trovano oggi a dover pagare il conto all'Agenzia delle Entrate perché il primo della fila è il contribuente che ha beneficiato del credito. Dopodiché potrai rivalerti nei confronti di chi ti ha venduto qualcosa che non doveva venderti perché ti ha truffato? Certo che sì, ma in prima battuta sarai tu a dover rispondere all'Agenzia delle Entrate. Quindi il consiglio che posso dare è attenzione quando si beneficia delle detrazioni fiscali, sono assolutamente appetibili, sono assolutamente interessanti, possono avere un'utilità concreta, possono cambiare volto alla mia abitazione, però sappi che a quel punto diciamo, hai un vantaggio, lo Stato ti dà delle utilità, ma se queste utilità le hai utilizzate in modo anche diciamo, in buona fede, ma abusivo, di queste utilità risponderai. Punto 1. Punto 2, grande attenzione ai soggetti con cui ci interfacciamo, perché a mio modo di vedere gli improvvisati, i soggetti che non hanno una storia o i soggetti che ti propongono qualcosa che sembra troppo bello per essere vero, forse in quei casi un'attenzione in più è opportuna. Certo. Avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci fornito insomma, questa panoramica e questi consigli anche molto utili a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie quindi ad Andrea Codemo, avvocato tributarista. Noi ora parliamo, prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, parliamo di alpini e andiamo a Campese nel Bassanese, dove c'è il nostro Alex Giuliano per la festa dei 90 anni della locale sezione. A te Alex, buongiorno. Un buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buongiorno allo studio. Siamo a Bassano del Grappa, città degli alpini, perché si festeggia una ricorrenza importante, i 90 anni del gruppo alpini di Campese. Con noi c'è proprio il capogruppo Candido Pontarollo, una soddisfazione enorme, un traguardo davvero importante.
immaginate cosa possono aver organizzato le Penne Nere. Grandi festeggiamenti. Sicuramente. Niente come festeggiamenti, diciamo domani sera, diciamo con la rassegna di cori, Coro Montegrappa e Coro Romano Ezzelino, presso la chiesa parrocchiale. Alle ore 8:30 inizia. E dopo giustamente un po' di convivialità, poi sabato e domenica stand gastronomici, insomma, ma anche... Sabato ci vuole, diciamo, un giorno di festa dopo tanto lavoro, e domenica invece il clou, diciamo, della manifestazione con la sfilata, diciamo, dove partiamo, diciamo, dalla parte nord di Campese, la zona industriale presso la ditta Ugoflex, davanti sui piazzali, e seguiamo verso la piazza di Campese. La piazza di Campese, facciamo onore ai caduti, alza bandiera e poi si prosegue verso la chiesa parrocchiale di Campese attraversando le vie interne. La Santa Messa, diciamo, dopo la Santa Messa ancora in corteo andiamo sulla sede degli alpini, dei gruppi di Campese anche. E lì giustamente ci sarà, diciamo, un scoprimento di una stele regalata, diciamo, a noi, offerta a noi in onore ai caduti e in modo particolare a suo papà da Gnesotto Moreno. Una stele con la preghiera dell'alpino, molto bella, e sarà tutta quanta da vedere al momento del assolutamente. Dopo, diciamo, ci sarà, diciamo, i vari interventi delle varie autorità, seguirà dopo un buffet, un ricco buffet per tutti quanti, tutta la popolazione, tutti i presenti, tutti i gagliardetti, tutti gli amici, diciamo, che sono gemellati con noi, diciamo Prevalle di Salò, ci sarà Castelfranco, ci sarà Valdagno. Ecco, noi, diciamo, ringraziamo tutti. E dobbiamo anche aggiungere, adesso in chiusura, quindi grande festa, il gruppo Alpini di Campese conta circa un centinaio di Penne Nere che fanno parte di questo gruppo, quindi un gruppo storico importante. Vogliamo un piccolo commento in chiusura? Veniamo da un periodo in cui c'è stata Udine, Belluno e l'anno prossimo Vicenza, quindi insomma un momento davvero di grande coinvolgimento per gli alpini. Sì, sicuramente, io sono stato presente, ero presente a Udine, sicuramente Vicenza sarà il nostro punto proprio fatidico, diciamo, che non possiamo mancare. Non possono mancare gli alpini di Campese, non mancheremo chiaramente noi. Siete sempre presenti. Sempre presenti. Sempre visto presenti. Grazie. Grazie. Allora, in attesa poi di raccontarvi come saranno tutti i festeggiamenti, perché insomma dedicheremo ampio spazio a questo, per il momento, ma solo per il momento, da Bassano del Grappa è tutto. Ringraziamo il capogruppo Candido Pontarollo con tutta la famiglia degli alpini di Campese e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie infinite a voi, grazie e vi aspetto domenica. Grazie. Ci saremo. Grazie. Grazie ai colleghi della redazione di Bassano per questo collegamento. Abbiamo ancora proprio veramente 30 secondi per un flash. Ritorniamo a Treviso con Cristian Arboiti che con Nicoletta Rizzetto sta facendo il giro della città per i danni del maltempo. Cristian, ti vedo con l'assessore Manera, a te. Assolutamente Marta, velocissimamente, assessore Manera, facciamo un bilancio che comunque resta provvisorio, ci dia qualche numero. Beh, allora 44 piante che sono cadute e ce ne sono probabilmente altrettante da abbattere perché sono spezzate in maniera importante e quindi diciamo che è stata una notte complicata per tanti motivi. C'è da dire che una delle problematiche più importanti adesso è pulire le strade perché venendo giù così tante foglie le caditoie sono intasate e dobbiamo evitare che in caso di un altro nubifragio o comunque di una pioggia si formino dei laghi. Ci sono 8 spazzatrici di Contarina in giro per la città e quindi stiamo facendo il massimo. Ecco, quindi tecnici del comune, operatori privati, tutti anche che sono stati convocati in massima urgenza sostanzialmente. Certo, io vorrei ringraziare peraltro i vigili del fuoco, la protezione civile e gli operatori Contarina e tutti gli agronomi che stanno lavorando in questo momento perché un altro problema è valutare quali piante sono da abbattere, quelle che sembrano sane ma che probabilmente sono pericolanti e in un patrimonio arboreo di 26.000 piante che a Treviso capite che il lavoro è sicuramente molto importante. Ecco, quella pianta Cristian, ti devo salutare però perché chiamano Marta, quanti anni ha? 50, 60? Beh, avrà sicuramente almeno 50 anni e come vedete è stata sradicata dalle radici, ecco, no, quindi scusate.
Cioè, non c'è Christian nulla che si Darbois possa fare forse se non ci sente. Io vi devo Grazie, davvero Marta. salutare, Sì, restituisco Christian, subito perché la linea. siamo in chiusura dalla regia, mi stanno chiamando appunto la sigla. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Subito dopo vi ricordo il nostro appuntamento con il film. Quest'oggi andrà in onda A Dangerous Method, firmato nel 2011 dal grande regista canadese David Cronenberg, che in questa pellicola affronta il rapporto tra i due padri della psicanalisi, Sigmund Freud e Carl Jung, con Keira Knightley e Vincent Cassel. A Dangerous Method. Il meteo ora, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno forte, lo abbiamo visto con l'arrivo di qualche temporale. Instabilità anche nella giornata di giovedì 13 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile, avremo rovesci sparsi dapprima sulle zone montane, poi anche in pianura. Migliorerà un po' dappertutto entro la notte. Clima ancora caldo ma con valori in moderata diminuzione, temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo precipitazioni un po' dappertutto, alternate a schiarite. Qualche temporale potrà essere anche forte, in serata tempo più stabile su tutte le zone. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo probabili rovesci e temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.